Penso che andrò a dormire ora. La cena era ottima, veramente ottima. È presto ancora, sei stanco. Paolo Ongaro, fumettista veneziano e autore di Martin Mystère, uno dei fumetti più famosi in Italia. Sì, Martin Mystère è un fumetto famoso in Italia oggi e porta delle storie ai lettori di un certo interesse. Questa è una mia prima interpretazione di Martin Mystère, è un fumetto che ritengo intellettuale perché oltre all'avventura è condito da varie situazioni di un certo spessore anche per la conoscenza di fatti archeologici. Oltre a Martin Mystère ho avuto la possibilità di disegnare Diabolik, un personaggio chiaramente importante. Eravamo nei primi anni 70, collaboravo all'Intrepido, al Giornalino, al Corriere dei Ragazzi, tutte testate molto importanti. Poi ho avuto l'occasione di disegnare per Enzo Biagi la storia d'Italia a fumetti e da questa sono passato alla Russia a disegnare Histoire de France, che era una cosa molto importante perché è un editore a livello europeo. Con la Francia è stata una grande collaborazione che tuttora continua per altri versi. La mia carriera nasce da una passione assolutamente certa che mi ha portato nel tempo a produrre questo lavoro che mi ha dato grandi soddisfazioni sicuramente, è un lavoro anomalo, tanto che io scelgo di lavorare soprattutto di notte, mi aiuta nella concentrazione, nella ricerca e penso meglio a una sceneggiatura da realizzare. La passione stessa mi ha portato anche a cercare dei lidi differenti, tipo il fumetto sportivo che ho fatto con il Guerin Sportivo, la storia nazionale di calcio, un volume con la Mondadori della storia delle Olimpiadi di un paio di anni fa. A Venezia è nata una scuola di fumetto, chiamiamola così, per il fatto che a fine guerra è nato Asse di Picche con Ugo Pratt, Faustinelli, Bellavitis, che hanno portato avanti un discorso al quale poi si sono allacciati altri più giovani che hanno creato appunto questo mito della scuola veneziana che tuttora esiste. Io ho fatto capo a questi autori, ero molto amico di Ugo Pratt, ho avuto dei contatti importanti, lui mi ha insegnato molte cose da un punto di vista professionale più che da un punto di vista di disegno, siamo un po' lontani come stile. Il mio punto di riferimento è stato anche Vladimiro Missaglia. Una frase fatta si potrebbe dire che la storia mia migliore potrebbe essere la prossima, non è così, io mi diverto sempre moltissimo ancora oggi a disegnare Martin Mystère. Però devo dire che una storia che in particolare mi ha dato soddisfazione per la ricerca storica che ho dovuto fare e per la realizzazione della sceneggiatura successiva è stata una storia su Guernica, sul bombardamento e sul successivo quadro fatto da Picasso che mi ha dato particolare soddisfazione poi una volta realizzata. Già a 18 anni ero un professionista e ho cominciato a conoscere i grandi autori italiani che mi trattavano però come un collega e io li vedevo come dei maestri. Mi è successa una cosa analoga negli Stati Uniti, anche allora ero giovane, ho conosciuto grandi autori, Lee Falk, John Prentice, Al Williamson, autore di Guerre Stellari, che mi trattava appunto da collega. Io vedevo in lui un mito, lo ammiravo molto, e invece lui mi ha invitato a casa sua per 3 giorni, siamo rimasti assieme ad ammirare i suoi disegni.